Di aver visto rilasciare effettivamente nei vostri cieli complessi reticoli di scie biancastre permanenti per ore e ore, che si espandono a ventaglio fino a formare dei veli lattiginosi, dunque scie ben diverse da quelle definite di condensazione, che invece, come sempre, scompaiono in pochi minuti. Se sono quelle che penso io, hanno unicamente lo scopo di riflettere la luce solare così che da abbassare la temperatura del pianeta e contrastare e ridurre i danni provocati dal surriscaldamento globale, in primis gli sconvolgimenti climatici. Il motivo per cui la notizia non è ammessa dai governi è sia perché non tutti al loro interno ne sono al corrente, trattandosi di operazione top secret, sia perché, se un'autorità ammettesse ufficialmente tali errorazioni, dovrebbe poi giustificare che tipo di sostanze vengono immesse nell'aria, perché è chiaro che qualche effetto collaterale a qualcuno sicuramente lo comporteranno, o meglio, lo potrebbero comportare. Uso il condizionale perché quello che vi espongo, come sapete, è una fiaba ed ufficialmente le scie cosiddette chimiche non esistono, ma se esistessero il loro scopo sarebbe quello di ridurre, per quanto possibile, i terribili effetti di quello che viene chiamato appunto cambiamento climatico. Il surriscaldamento, di cui infatti vi ho parlato in più occasioni, rischia paradossalmente di innescare una nuova glaciazione. Gli effetti di tali sconvolgimenti del clima purtroppo li state vedendo tutti e tanti di voi hanno effettivamente rilevato quanto i notiziari stiano confermando ciò che vi anticipai diversi anni or sono, ossia una effettiva alternanza di inverni miti con inverni rigidissimi accompagnati da alluvioni, nubifragi, uragani di potenza caraibica anche sopra l'Europa, laddove mai vi erano prima stati, o quanto accaduto nella settimana dell'Epifania 2014 negli Stati Uniti, dove la temperatura è scesa addirittura a 50 gradi sotto zero con venti di circa 100 km l'ora interessando ben 20 stati e 145 milioni di persone. Sebbene il cambio climatico sia una realtà e non una fiaba, allarmarsi non serve a nulla. Conoscere come stanno davvero le cose invece sì. E questo è un po' lo scopo che io, in collaborazione con Mistero, ci proponiamo di conseguire, naturalmente seguendo il nostro stile, che è quello di informarvi senza spaventarvi e ricorrendo quando occorre anche ad ironia e simpatia. Tanto premesso, vi auguro una buona visione.